Buongiorno gentili telespettatori, ben ritrovati al tradizionale appuntamento informativo con Telefriuli. Apriamo con la cronaca. Si è verificato questa mattina alle 8:30 un grave incidente stradale. Siamo a Percotto di Pavia di Udine. Un uomo di 46 anni di Manzano era in sella alla sua moto che è stata centrata da una macchina ed è stato sbalzato per una decina di metri riportando un grave trauma cranico. Si trova in coma all'ospedale di Udine. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, infatti, l'uomo era incosciente. Una mancata precedenza è l'origine dell'incidente stradale avvenuto questa mattina alle 8:30 a Percotto di Pavia di Udine. Un motociclista sbalzato per una decina di metri versa in gravissime condizioni. È stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia. La dinamica del sinistro al vaglio della polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, una BMW alla guida della quale c'era una donna di 30 anni, da via San Mauro doveva svoltare a sinistra verso via Don Luigi Sturzo. La conducente non si sarebbe però accorta dell'arrivo dalla parte opposta di una moto, una Triumph, in sella alla quale c'era un cinquantenne. L'impatto tra i due veicoli è stato violentissimo, col motociclista che ha rovinato il suolo riportando un grave trauma cranico. L'auto è finita invece contro il muretto di recinzione di una casa. Immediata l'attivazione dei mezzi di soccorso da parte della Sores. Sul posto sono arrivate un'automedica proveniente da Udine e un'ambulanza da Palmanova. Il motociclista era incosciente, stabilizzato e è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, illese invece l'automobilista. Sul posto, per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati che sono stati posti sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, una squadra dei vigili del fuoco. Oggi pomeriggio a Porto Margaret di San Giorgio di Nogaro inizieranno le operazioni di bonifica dello specchio d'acqua interessato domenica sera dallo sversamento di una sostanza inquinante, parrebbe gasolio. Dopo l'ennesimo sopralluogo, questa mattina la decisione del primo cittadino del Frate di contattare una ditta specializzata che effettuerà le operazioni di aspirazione del liquido. Inizieranno nel primo pomeriggio di oggi le operazioni di aspirazione dell'idrocarburo sversato domenica sera a Porto Margaret di San Giorgio di Nogaro in zona Ussacorno in un canale parallelo a Via Fermi. Stamattina in zona c'è stato l'ennesimo sopralluogo dei militari della Capitaneria di Porto e dei volontari della Protezione Civile con il sindaco Pietro del Frate e il responsabile comunale dell'ufficio ambiente Massimiliano Paravano. Constatata la situazione, con le panne posizionate in acqua che non sono riuscite ad assorbire la sostanza inquinante ma soltanto a contenerla, è stato deciso, come peraltro ipotizzato ieri, di chiedere l'intervento di una ditta specializzata che nel primo pomeriggio di oggi avvierà le operazioni di aspirazione dell'idrocarburo. Si tratterebbe di gasolio che sta interessando una porzione di 250 metri quadrati di specchio d'acqua. Difficile al momento avanzare delle ipotesi sull'accaduto, tuttavia le analisi di ARPA potrebbero fare maggiore chiarezza sulle circostanze dell'incidente. Quello che è certo, come ha confermato il sindaco del Frate, è che quella sostanza inquinante non arriva dalla rete fognaria comunale. Un evento di questa portata non si segnalava da diversi anni. Nel marzo scorso la missione in Argentina per l'avvio di un percorso di formazione rivolto in primis a giovani e donne e dare così vita a un'attività in forma cooperativa partendo dal best practice delle COP friulane. Ora è giunto il momento di dare maggiore concretezza a quel viaggio con l'arrivo in regione di una nutrita delegazione argentina per studiare da vicino e toccare con mano alcune tra le eccellenze imprenditoriali e di sistema della nostra regione. E COP Startup Argentina, innovativo progetto messo a punto da Lega Coop Friuli Venezia Giulia che grazie al bando della regione sulla cooperazione e lo sviluppo mira a trasferire competenze e promuovere il modello di successo italiano come quello di Coop Startup e tentare così dare risposte alla crisi economica e sociale argentina, fornendo gli strumenti per costituire nuove imprese in forma cooperativa, partendo da idee innovative promosse soprattutto dalle donne e dai giovani di quel paese. 15 le persone capitanate dal senatore argentino Dionisio Scarpine e dal sindaco della città di Avellaneda, Gonzalo Braidot, che sono arrivati in regione il 27 ottobre, che si fermeranno in Friuli Venezia Giulia fino al 6 novembre. In queste giornate conosceranno varie realtà del territorio della cooperazione e non soltanto. Tra i numerosi incontri sono previsti anche dei momenti istituzionali. I distretti industriali del Friuli Venezia Giulia spingono sull'acceleratore dell'export facendo segnare nello scorso semestre il miglior dato del nord. Particolarmente positivi i dati del settore del mobile e quello del vino, anche se pesa sul mercato il conflitto relativo alla guerra tra Russia e Ucraina.
I distretti industriali del Friuli Venezia Giulia corrono e lo fanno superando tutti gli altri dati del nord Italia. A segnalarlo è Intesa San Paolo nel monitor semestrale dei distretti industriali del Triveneto curato dalla Direzione Studi e Ricerche. Il monitor mostra come il Friuli Venezia Giulia abbia fatto segnare la miglior performance di crescita tra i distretti del nord, toccando il livello record trimestrale di 900 milioni di euro di export, più 25,1% in ulteriore miglioramento rispetto al già positivo primo trimestre. Sul semestre si è raggiunto la cifra di 1,6 miliardi di export, in particolare trainati dai distretti del mobile e di vino e caffè. Principali mercati di sbocco sono stati Europa occidentale e Nord America, mentre pesa il conflitto ucraino con il calo dell'export verso Russia e Bielorussia. Nel primo semestre i distretti del Friuli Venezia Giulia, ha sottolineato Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa San Paolo, hanno segnato la miglior performance di crescita tra i distretti del nord, grazie alla capacità delle imprese di introdurre strategie di efficientamento e risparmio energetico. Il dato migliore in regione lo fa segnare il distretto vini distillati, cresciuto del 46%, trainato dalla vendita negli Stati Uniti e in Germania, seguito da quello del mobile e dei pannelli di Pordenone, che cresce del 30%. E adesso vi raccontiamo una storia che arriva da un quartiere di Udine, un grosso ratto da Gioni Gironzola proprio in un rione della città friulana, tenendo in scacco i suoi abitanti. Succede in via Tarcento, in zona San Marco, nel quartiere posto alle spalle dell'omonima chiesa che si affaccia in viale Volontari della Libertà. A più riprese negli ultimi giorni il grosso ratto è stato avvistato in compagnia dei suoi simili tra le case Ater poste a pochi metri dalla Roggia di Udine. Una situazione non insolita, se non per il fatto che questo Pastro non sembra per nulla essere spaventato dalla presenza dell'uomo. Si atteggia come fosse casa sua, si sfoga una residente a Telefriuli, pare quasi un RAS di quartiere. Stanchi della situazione, alcuni cittadini hanno quindi scritto all'azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Udine, descrivendo il problema e chiedendo un intervento di deratizzazione urgente. Oltre alla presenza dei bidoncini dei rifiuti della raccolta differenziata, da tirare i roditori sembra sia soprattutto il cibo lasciato incautamente a terra da alcuni residenti, forse con l'intenzione di dare da mangiare ai piccioni e ai gatti presenti nella zona. Prenderà il via domenica prossima la 20ª edizione del ciclo autunnale dei concerti d'organo in Duomo a Udine, un'occasione importante anche per apprezzare l'inestimabile valore degli strumenti che si trovano all'interno della cattedrale. Gli organi Zanin tornano protagonisti in cattedrale a Udine di 3 concerti evento aperti alla città. Prende il via domenica alle 17 la 20ª edizione del ciclo autunnale di concerti d'organo in Duomo, un appuntamento tradizionale rinnovato nel 2019 dall'Accademia Organistica Udinese grazie al supporto della Danieli di Butrio, con il sostegno anche di Ministero della Cultura, Regione, Comune di Udine e Fondazione Friuli. La rassegna vedrà alternarsi alla console dei preziosi strumenti della cattedrale 3 organisti di fama internazionale. Domenica 6 novembre appuntamento con il concerto per corno delle Alpi e organo con protagonisti maestri Carlo Torlontano e Francesco Di Lernia. Domenica 13 novembre sarà la volta del maestro Martin Wilmink, classe 2001, si è già affermato in numerosi concorsi internazionali e si esibisce regolarmente in tournée europee. Gran finale domenica 22 novembre con Anne-Gaëlle Chanon, organista francese. È un percorso musicale molto prezioso perché ci consente di apprezzare l'inestimabile valore degli strumenti che si trovano in cattedrale, commenta il maestro Beppino Delle Vedove, direttore artistico dell'Accademia Organistica Udinese e curatore della rassegna. Gli organi in questione sono un Nachini del 1751, un Nachini Zanin e il più recente organo Zanin costruito nel 1972, testimonianza della lunga storia artigianale legata a questo strumento della nostra regione. Tutti i concerti sono ad ingresso libero. È stata inaugurata a Spilimbergo, nelle sale di Palazzo Tadea, la mostra National Geographic Photo Art del fotografo americano Joel Sartore. Propone 80 ritratti di animali minacciati di estinzione e invita alla riflessione sulla biodiversità del pianeta. Per Friuli Venezia Giulia Fotografia, rassegna del Craft
centro di ricerca ed archiviazione della fotografia di Spilimbergo, Palazzo Tadea, sempre nella città del mosaico, ha ospitato l'inaugurazione di una mostra sulla biodiversità del pianeta attraverso 80 ritratti iconici delle specie di animali minacciate dall'estinzione, argomento di grande richiamo per ambientalisti, ma non solo, intervenuti numerosi assieme alle autorità al simbolico taglio di nastro sull'appuntamento conclusivo del 36esimo Festival Craft con l'assegnazione dell'International Award of Photography al National Geographic Explorer Joel Sarto con la sua mostra National Geography Photo Art, che rimarrà aperta a Palazzo Tadea sino al 29 gennaio 2023. Fotografo rinomato a livello mondiale nonché esploratore e produttore di diversi libri, Joel Sarto è un testimonial delle specie di animali viventi a rischio negli zoo, acquari e riserve naturali protette. In tutto il mondo sono oltre 10.000 quelle minacciate di estinzione, con velocità paragonabile a quella avvenuta al tempo delle ere glaciali, con l'auspicio di suscitare vieppiù attenzione, interesse e sensibilità sull'uomo e future generazioni. Oltre 15 anni fa ha fondato in Nebraska il National Geographic Photo Art, progetto mirato a documentare ogni specie protetta e salvare la natura, sostenendo la conservazione della fauna a rischio. Sono seguiti viaggi in tutto il mondo allo scopo di creare un archivio fotografico con ritratti di più di 20.000 specie di uccelli, pesci, mammiferi, rettili, anfibi ed invertebrati. Una volta completato il photo art, Joel testimonierà l'esistenza di ogni animale e dell'importanza della salvaguardia di ciascuno per la salute del nostro pianeta, grazie anche al supporto scientifico della Zoological Society of London sulla formazione di ambientalisti locali. Era questa la nostra ultima notizia, grazie per l'attenzione, ma rimanete con noi perché tra poco ci sarà A Voi la linea. Grazie ancora.